Allora, mi presento, io sono Francesco Fasiolo, un giornalista di Repubblica, io mi occupo di fumetti, di sport, saltuariamente di cinema e questo lo faccio nei ritagli di tempo, poi in realtà presento i libri di Andrea Guglielmino qua ogni 2 o 3 mesi, diciamo questa cosa accade regolarmente, ormai mi dà anche da vivere la cosa, quindi va bene così. Il libro di cui parliamo oggi, lo sapete già, è un viaggio tra l'antropologia e il cinema, no? che rappresentano due dei vari interessi sia professionali che personali di Andrea, insomma, tant'è che la volta scorsa parlavamo invece di un libro di illustrazioni, insomma, in questo caso invece parliamo di una serie di saggi che Andrea aveva scritto per il sito everyeye.it. Qui abbiamo Marco Papaleo che insomma tra poco ci dirà due cose sul sito e anche su altro. Quest'altro cosa sarà? Quest'altro sarà, è una brutta parola, però la parola cross-medialità un po' definisce parte del senso del libro di Andrea. Perché cross-medialità? Perché Andrea fa un discorso che parte dal cinema, però abbraccia tutta una serie di altri campi del settore dell'entertainment. Oddio, pure entertainment, un'altra parola. Però abbraccia altri campi, come è normale che sia oggi, nel senso ci troviamo di fronte, no, a una fruizione cinematografica che in realtà non si limita solo al cinema, perché poi parliamo di videogiochi, di fumetti tratti da film, di film tratti da fumetti da cui poi fanno un ulteriore fumetto, cioè c'è un circuito continuo tra vari linguaggi audiovisivi e non, e Andrea li tratta un po' tutti. Li tratta un po' tutti, però sotto l'occhio dell'antropologo, che poi diciamo, fa parte del suo percorso di studi. Allora, prima di dare la parola a Marco, vorrei darvi solo un piccolo cenno di contesto, secondo me importante, che fungerà da cornice per questa nostra discussione, ma anche per l'interpretazione del libro di Andrea. Diciamo, Andrea parte da un assunto, vi leggo proprio una breve frase che mi sono appuntato dal libro di Andrea perché secondo me è importante. Andrea scrive: in viaggio con noi portiamo l'idea che il cinema commerciale non sia mai solamente commerciale. Registi e sceneggiatori in quanto esseri umani sono portatori, a volte consapevoli, altre meno, di immagini e concetti provenienti da un complesso culturale sofisticato: mitologia, religione, legislazione, dottrine scientifiche. Insomma, ho scritto io queste cose? Sì, vabbè, Everyeye è un sito cross-mediale, come dicevamo prima, è un portale internet nato 15 anni fa dalla passione di due ragazzi che di lavoro fanno grafica, fanno comunicazione, fanno web a 360 gradi, e dalla passione per i videogiochi nasce un sito internet dedicato all'allora console del momento, il Sega Dreamcast. Questa passione con tanta ostinazione poi ha portato a grandi risultati, perché poi nel corso degli anni sono venute tutta una serie di altri argomenti, si è espanso il discorso ad altre console, al mercato PC, si è espanso il discorso poi appunto alla cross medialità, perché si è andati a parlare di fumetti, videogiochi, cinema, serie tv, ultimamente anche di tecnologia, partendo dallo smartphone per arrivare ai droidi. Alla fine gli scopi di questo saggio, che mi si è rivelato anche a me mentre lo scrivevo in qualche modo, cioè partendo appunto con un intento che era principalmente compilativo, mano a mano sono venuti fuori delle suggestioni che io mi portavo dietro dai miei studi, che sono appunto studi di tipo antropologico. Io in particolar modo mi sono laureato in storia delle religioni, che è una cosa che non c'entra niente col catechismo. Prima abbiamo avuto un incontro che mi sembrava fosse, invece è una disciplina antropologica e utilizza gli elementi delle religioni, cioè i miti e i rituali in particolar modo, mettendoli a raffronto sia in senso diacronico sia in senso sincronico, cioè non so, culture che applicavano quei miti nello stesso momento nel tempo, oppure lo sviluppo dello stesso mito, dello stesso rito nel corso degli anni e dei secoli, e attraverso le differenze sostanziali che emergono tira fuori quelli che sono i caratteri di quelle culture. Vi faccio un esempio un po' pratico, perché capisco che se uno non è dentro magari non gli arriva questa cosa. L'esempio che faccio sempre, perché è anche molto cinefilo, è quando si vedono i western, gli indiani hanno sempre in testa questo grande spirito, il grande spirito di cui parlano. Il grande spirito non c'è nella mitologia di gran parte dei popoli degli indiani d'America prima dell'arrivo degli occidentali, cioè si tratta molto probabilmente di un sincretismo con il Dio cristiano, insomma, un modo di parlarsi. Quando arrivavano dovevano spiegargli che cos'era quest'unico Dio, era uno spirito grande grande.